Grazie, padrone. Diversi certo io ho una grande scorta, ma non so dir il cuore mio dove mi porta. Difficile è certo definire di questi tempi cosa vogliamo dire. Se liberarci del peso di un padrone significhi soltanto cambiar nome, di chi all'orizzonte nuovo s'affaccia per depredarci ancora la bisaccia. O se davvero credere dobbiamo di avere il futur nostro nella mano. Astri io vedo ergersi nel cuore di chi verso di voi muove l'amore. Oh, che versi, che poeta! E non son lungi a brillar le stelle verso chi come voi agguante così bene. Oh, che versi, che poeta! Che poeta! Mi sento tutta premere! E pensare che ieri diceva a me le stesse cose! Oh, parlate! Parlate! Io l'ascolto. Il dir di voi è sempre assai. Molto. E pensare che viene qui per mangiar gratis. Entrano Bernardo Pintor, ovvero io, Vincenzo Cabras, Gerolamo Pizzolo. Il 26 di marzo dell'anno scorso il viceré ha invitato i tre stamenti, la nobiltà, l'alto clero e i rappresentanti di Cagliari, Sassari, Iglesia, Soristano, Bosa, Alghero e Castelsardo a formulare le richieste da presentare al re. E sono state presentate 5 domande. Convocazione del Parlamento ogni 10 anni. Osservanza e conferma dei privilegi del re e della riserva degli impieghi civili e militari e stati, e tutta la carica del viceré. Istituzione di una segretaria reale del trattamento sociale del Istituzione a Torino di una segreteria di Stato per gli affari di Sardegna. che ha risposto solamente un anno dopo, cioè dopo un anno di anticamera. Ha risposto il 1° aprile del 1794 e solo per l'istituzione del terza sala della Reale Udienza. È uno smacco per i deputati sardi. Abbiamo fallito la nostra missione. E non otterremo un bel niente, fin tanto che i piemontesi resteranno in Sardegna. Se questi se ne vanno, ne arriveranno altri. Libertà, uguaglianza, fraternità. Ma chi pensa a noi poveracci? Dovremo mendicare per tutta la vita. Quello che ha detto il personaggio innanti ci deve far riflettere tutti quanti. Libertà, uguaglianza, fraternità, belle parole, ma chi le dice? Cosa veramente vuole? Vuole un mondo di eguali, fermo, perfetto, o vuole guadagnarsi il merito a tanti franchi lesti? Siamo davvero sicuri che una rivoluzione nasca proprio dal popolo? O dai precisi calcoli di un nuovo padrone?